Quando studiavo io, c'erano i libri di carta, le lavagne con il gesso e imparavamo solo dalle maestre e dai professori. Oggi c'è internet, ci sono i libri elettronici, le lavagne digitali e succede anche che siamo noi insegnanti a imparare dai ragazzi. Quello che non è mai cambiato è il valore dello studio. Lo sapevate che in latino studio vuol dire anche amore? E infatti studiare significa amare, e cioè dare un senso alla nostra vita e a quella degli altri. Non importa se leggiamo un libro con le pagine o il monitor di un computer. Non importa neanche se le scuole non sono perfette e se studiare a volte ci sembra persino inutile. Cerchiamo con tutte le forze di cambiare quello che non va, ma non smettiamo mai di amarla, la nostra scuola. Perché un futuro migliore per tutti è scritto nel miglior presente che riusciamo a realizzare insieme.